peso con maniglia. E si usa nelle gare indoor, dedicata alla sfera, alla grossa sfera. Suo primo frazionista che è Menenu Berdon, poi Paolo Carlo Danesini, che è stato campione d'Europa juniores del 4x400, i Ciebocca, i Ihemeye e Mario Pavan. Qui invece c'è Cuzzè di passare agli 800, che poi non l'ho visto. E qui c'è Davide Re, Ligure, di Imperia, ragazzo di mare, Michele Tricca, Marco Lorenzi e Lorenzo Valentini. Una Roma, Cusco Padre Milano e Enterprise Prostate Service nella seconda fascia, e le altre a rompergli le scatole, diciamo, a tentare di rompergli le scatole. Per salire sul podio, se terzi, bisogna fare meno di 3:14:11. Attualmente 3:14:11 della Axi Campidoglio Palatino, squadra capitolina romana, 3:14:16 della Nuova Atletica Fanfulla Lodigiana, 3:14:51 del Custorino e poi 3:14:72 della Termo Pescara e il 3:14:87 della Virtus CR Lucca, che ha vinto la prima delle tre serie. Questa è la terza. 100 torni per via davanti. Terza corsa con Davide Re, che immaginavo più davanti. Andiamo al cambio, c'è l'Enea 400 per tutti, parte Severi. Non brillante Davide Re, ha avuto momenti decisamente migliori il ragazzo che prima di passare in fiamme gialle era al Custorino. E per qualcuno c'è da ritrovare la condizione, gli infortuni sono sempre lì dietro l'angolo, devi stare attento, ancora di più per specialità che richiedono molto come queste. Fiamme gialle vanno in testa. Il secondo frazionista delle Fiamme Gialle è Michele Tricca, il valsusino, segusino, cresciuto nell'Atletica Susa, nell'Atletica Savoia, e poi perde qualcosa andando da 100 Torri Pavia, che è Paolo Carlo Danesini. Parte adesso Ciebocca Ihemeye per la 100 Torri, davanti invece scappa via Marco Lorenzi, che ieri ha fatto la staffetta 4%, anche la curva. La squadra delle Fiamme Gialle è stata sconfitta anche in maniera piuttosto netta da quella della Riccardi, tenendo presente che l'ultimo aveva la squadra dei finanziari Filippo Torto, che fino a pochi mesi fa era proprio in Riccardi. Stavolta è stato battuto dal fratello, come se l'ultima frazione di Filippo Torto è stata molto bella. Marco Lorenzi, stavolta il titolo dovrebbe esserci, salvo complicazioni, si diceva un tempo. Il secondo posto di una buona e servizio Atletica Futura Roma. Va a partire l'ultimo frazionista delle Fiamme Gialle, Lorenzo Valentini, che sulla pista di casa, anche se si è trasferito a Torino per allenarsi con altri. Lorenzo Valentini, 400ista, capace di andare forte, soprattutto ancora di più nelle gare in prima corsia, e quindi anche la staffetta, le gare indoor soprattutto. Tu pensa che ieri le Fiamme Gialle sono riuscite a buttare via il titolo, appunto, il titolo italiano, pasticciando. Era forte quella Riccardi. Sì, ma in seconda frazione c'era Desau. È vero. E l'ultima Toro, quindi il neo campione d'Italia dei 200 di 100. E va a vincere. Il tempo tutto sommato è non malaccio per questo quartetto, che se fossero tutti in forma sarebbe anche un quartetto da nazionale. Arriva ai servizi Atletica Futura Roma e poi al 100 Torri Pavia. Allora, Davide Re, Michele Tricca, Marco Lorenzi, Lorenzo Valentini fanno 3:06:11. La E-Servizi Atletica Futura Roma con Alessandro Galati, Casimiro Sciscione, Emanuele Grossi, Mario Di Giambattista. Il terzo posto della 100 Torri di Pavia, Lorenzo Valentini è proprio di Rieti, cresciuto nell'Andrea Milardi, quando ancora non si chiamava così, perché il magico Andrea era in mezzo a noi e soprattutto in mezzo a loro ragazzi reatini. La 100 Torri di Pavia, adesso ora questa maglia veramente c'è di tutto, la gialla di prima, e poi il Cusco Patria Milano. La 100 Torri Pavia fa la corso con Menenu Berdon, Paolo Carlo Danesini, Ciebocca Emanuele Ihemeye e Mario Pavan, che ha fatto una buona ultima frazione, ecco Lorenzo Valentini. Certamente tanto da arrivare alla squadra delle Fiamme Gialle, che è sempre un bel onore. Allora, già che ci sono anche il risultato complessivo della classifica per squadra di coordinamento tecnico del movimento, io credo che... Ecco il risultato di questa, la prima, seconda, terza e quarta sono le stesse della classifica complessiva.